Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Questa mattina, sabato 11 ottobre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Palazzo Ducale a Venezia in occasione del 35° anniversario della Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa. Il Presidente della Repubblica è stato accolto dal Presidente del Veneto Luca Zaia e dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, per poi entrare in Sala Piovego, luogo dell'evento, che vede la partecipazione anche del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Lo scopo della giornata è sondare la maniera in cui le istituzioni democratiche si sono sviluppate negli Stati membri del Consiglio d'Europa e altrove negli ultimi 35 anni, valutare i risultati conseguiti dalla Commissione di Venezia nella sua attività di assistenza nel disegno della Costituzione e riflettere su come poter cercare di mirare allo sviluppo democratico in futuro. È quanto riportano le testate nazionali e locali. Cambiamo argomento. Domenica 12 ottobre si celebra in tutta Italia la 75esima edizione della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, promossa dall'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro. Un'occasione importante per ricordare le vittime, ma ci auguriamo anche e soprattutto un'opportunità per cercare soluzioni concrete, per uscire da un'emergenza che si ripete anno dopo anno, giorno dopo giorno. Questa è la riflessione sul prezioso valore della Giornata Nazionale per le Vittime sugli Incidenti sul Lavoro dell'ingegnere Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre, che aggiunge: i dati nei primi 8 mesi del 2025 parlano di 681 decessi. Nel nostro paese la sicurezza sul lavoro viene spesso sottovalutata. Non tutti comprendono che può essere l'arma più potente ed efficiente contro gli infortuni e contemporaneamente l'alleata principale per la qualità della vita e per la dignità dei lavoratori. Ultima pagina, lunedì 13 ottobre ore 20:30 nella prestigiosa cornice del Teatro Goldoni di Venezia, il Festival delle Idee ospita Massimo Recalcati per l'incontro Il talento del desiderio. Filosofo e saggista, Recalcati è lo psicoanalista che più ha contribuito alla trasmissione del pensiero di Jacques Lacan in Italia. È membro della Società Milanese di Psicoanalisi, direttore dell'Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata di Milano e fondatore di IONAS, Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi. Ha insegnato alle Università di Urbino, Bergamo, Losanna e Pavia e attualmente all'Università di Verona e allo IULM di Milano. Passiamo allo sport. Chioggia e Mirano si preparano ad accogliere il grande orienteering. Si tratta di una gara a cronometro effettuata con una carta topografica dettagliata e consiste nello scegliere il percorso migliore e più veloce per transitare dai punti di controllo segnati in mappa. Sabato 18 e domenica 19 ottobre, calli, piazze e scorci storici si trasformeranno in un'arena a cielo aperto per la 2 giorni della Serenissima, manifestazione organizzata dall'ASD Orienteering Galilei di Mira con il contributo della Regione Veneto e il patrocinio dei comuni di Chioggia e Mirano. 2 gli appuntamenti di altissimo livello. Il 19 a Mirano, in particolare, si sfideranno i migliori nella gara di sprint relay, che vedrà squadre provenienti da tutta Italia e non solo protagoniste di un'emozionante staffetta urbana. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.